negozio della cooperativa, dove anche viene prodotto il Casera, questo formaggio di qua. Io volevo un Casera. Ah già, si fa presto a ordinare un Casera, ma come si fa a farlo? Vado a scoprirlo. Siamo alla latteria sociale di Delebio. Praticamente tutti i produttori di latte si sono messi insieme proprio per essere più forti nella competizione e hanno formato questa latteria dove appunto arriva il latte e si producono i formaggi. Ma che formaggio! Un DOP che rappresenta la tradizione storica gastronomica della Valtellina. Qua si fa il formaggio, che tipo di formaggio è? Come si chiama? Questo è il Valtellina Casera di OP. Questo è il formaggio che viene dal latte delle mucche quando le mucche ritornano in stalla, no? Sostanzialmente sì. Questa è la prima fase di lavorazione, quindi ha finito di caricare il latte in caldaia, viene aggiunto il caglio, i fermenti lattici selezionati. Allora, il casaro più giovane, quanti anni hai? 20. Quindi stai incominciando a capire? Sì, ho iniziato da 1 anno e mezzo. È una responsabilità, È arrivata la consistenza giusta della cagliata. Effettivamente bisogna avere occhio per capire quando il latte cagliato raggiunge la densità giusta ed è ora di fare il cosiddetto taglio per fare la cagliata. Iniziamo a tagliare la cagliata. Praticamente questa è la fase successiva di lavorazione. Ah, Questa eccola. qua dimostra di essere pronta. Quando il casaro decide che il grano della cagliata ha raggiunto la giusta consistenza è ora di scaricare ed inviare il contenuto della vasca alla formatrice. Allora, dillo anche tu, cominciamo a scaricare. Cominciamo a scaricare. Adesso è lo scarico praticamente di quel granino che si è creato. La grana praticamente di Esatto, cagliata. e a questo punto lo mettono qua dove viene formato. Sentiamola. E adesso Posso? È molto dolce, sa di latte. Una volta raggiunta la formatrice, il formaggio viene automaticamente tagliato, rilasciato con un potente getto d'aria e inserito in stampi particolari e pressato. questa è l'ultima fase, diciamo, della lavorazione. Viene messo in fasciera, la fasciera macchiante che identifica il Questa? Valtellina Casera di OP. Viene messo sugli scalotti praticamente, sulle tavole di legno, fino a domani mattina, viene rivoltato poi nel corso della giornata. Dopo la salatura comincia la stagionatura che per quanto riguarda Valtellina Casera è di almeno 70 giorni, questo proprio da disciplina. Quante ne fate al giorno? Diciamo che come formaggio di semiduri siamo intorno alle 500-600 forme. Ce n'è di formaggio da mangiare? Datevi da fare! Bellissima bicicletta che fra le due guerre serviva a portare il latte, i bidoni del latte, no? Questi grandi bidoni del latte alla latteria. Allora Marco, me lo offri un po' di formaggio o no? Sì, no, molto volentieri. Ecco, è bello però, cioè a questo punto diventa così. Cioè, quanto hai detto? 70 giorni hai detto? 70-90 giorni. C'è quest'altra stagionatura che è un formaggio che ha 300 giorni. Stiamo riscontrando su questo prodotto interesse. Come ci mettiamo con l'Europa? Secondo me è un'opportunità, dobbiamo però essere un pochettino più convinti di questo. Con l'Expo saremo presenti in più occasioni e ci auguriamo ovviamente di poter dire la nostra. Intanto che parli, io mi sono mangiato anche quello stagionato, buono.